Apocalisse capitolo 11. O profeta misura o tempio. Poi consegnai una canna in mano mia, che rassomigliava a una mazzarella e mi ricettano. A edi da misura con questo sano santuario e Dio. L'ardare e conto tutti quelli che stanno adorando Dio là dentro. Ma non ha misurato cortiglie fuori lo santuario. Non lo pensare, perché è stata lasciata in mano dei nemici di Dio. Chi sta scarpeseranno a Gerusalemme, a città santa, per 40 mesi. E due testimoni. Io poi, a quelli due attestanti miei, darà giocanza e prega la parola mia, per 1260 giorni, vestito a lutto con una veste sacca in cuore. Questi sono quei due piere che olive e quei due lampieri che stanno innanzi al Signore di tutta la terra. Se qualcuno pensa solo e fa una guardata storta a loro, a rinda bocca a loro asceranno un fuoco, che si strafugarà tutti gli nemici. A così farà giungere tutti quelli che pensassero e fa una cosa malamente a loro. Quando poi avranno fatto a compì tutta la predicazione, la parola mia, che la bestia che sa rinda in zuffunna farà guerra contro loro, la bangerà e loro saranno accise. E i corpi loro resteranno all'aria aperta, rindo l'aria che è la città rossa, che viene chiamata con un simbolo Sodoma e Egitto. Proprio là dove il Signore loro venette inchiuvato in coppa a croce. Uomini di ogni popolo, strappegni e lingua in azione, vedranno i corpi loro per 3 giorni e mezzo e non ne lasceranno che i corpi venissero atterrati in una sepolcro. Tutta la gente della terra faranno una festa in cuore a loro, si ricreeranno e si scanneranno reale l'uno con l'altro, perché questi due profeti saranno uno schianto per tutta la gente della terra. Però perché i 3 giorni e mezzo che lo ciusce vita, che esce rinda a Dio, si infileranno in dei corpi morti loro. E chissà zerranno all'erta innanzi a loro e faranno cagare sotto la paura tutti quelli che tenevano in mente. E tanto sentiranno uno strillo assai possente che venerà a cielo e ricerà a chista, sa gli divenne cangoppa, e chista se ne saglieranno in cielo, arravogliate, rinda una nuvola, sotto all'occhio, e tutti gli nemici di Dio. In quello stesso momento, già fu un terremoto terribile, che ha fatto scarupare notizie tutta quella città, in quello terremoto, per puzzare nei pelle 7000 persone. E tutti quelli che erano rimasti vivi, con uno schianto in cuore loro, cominciarono a rendere roglia innanzi a Dio al cielo. E così passai pure quello secondo guaio, e subito arrivai quello terzo guaio. La settima tromba. L'inne ringraziamento. Poi 7 mangi suonai a tromba sua e subito in cielo si sentette una voce assai potente che riceve. O regno di tutto il mondo appartiene a Dio nostro, o consacrato suo. Sarà chissà che regnerà rinda a tutti i secoli. E subito tutti quei 24 vegliardi che stavano assettati in coppa trono loro, innanzi al trono rubato eterno, si sostettano all'erta tutto quanto insieme e si addenocchiarono innanzi a essa, che la faccia in terra, la duraino, e dicendo: Signore, che sia Dio onnipotente, che si sempre sarà rinda a tutti i secoli, noi ti ringraziamo, perché piate nata volta rinda in mano tua il potere che appartiene solo a te, e mi sono posto nata volta per sempre il regno tuo. Tutti i popoli sono reputati contro te, ma mo è arrivata per loro la collera tua. È venuto un momento e giuro che a tutti quelli che sono morti, e racompensa tua a tutti quelli che sono stati sempre giusti innanzi a te, e a tutti quelli profeti che sono stati sempre a servizio tuo, e a tutti quelli santi, grossi e piccirilli, che sono sforzati e campano sempre in all'amore tuo, e hanno sempre allaverito il nome tuo. Mo è arrivato pure quel momento e zuffu una coppa a tutta la terra, tutti quelli che pezzai nella terra innanzi a te. E stesso tanto sarà aperto in giro il santuario del Signore, a comparette l'arca e l'alleanza, e tutto attorno si vedette lampe e fuoco, e si sentettero schioppa e trondoli, e un terremoto assai terribile, con una trubei chineralla.